politica in Sicilia, sia alla Regione, sia nella nostra deputazione di Roma, che nella maggioranza, ripeto, senza nessuna generalizzazione, è stata un po' troppo prona ai voleri di Roma, perché è vero che l'autonomia è garantita dagli statuti, vero è che l'autonomia è garantita dalla Costituzione, ma con tutte le garanzie di questo mondo, se non ci sono persone con gli attributi, scusate se nomino gli attributi in questa sede normalmente asettica, in grado di far valere gli interessi della Regione anche a Roma battendo il pugno sul tavolo, queste cose non si ottengono, anche se non ci sono sulla carta. E fra l'altro devo fare un riferimento alla legge elettorale che ha abolito la preferenza, le liste bloccate. Quando le liste bloccate le stabiliscono, quindi chi deve essere eletto viene stabilito nei vertici romani, e quindi la gente che entra nelle liste bloccate è legato male e piede a Roma, ma che cosa deve fare per far valere l'autonomia? Ma si parla di federalismo e si mettono le liste bloccate legando mani e piedi la classe politica locale a Roma, e quindi per non essere legati mani e piedi l'unico modo è fondare partiti regionali veramente. D'altra parte, anche su questo punto, in Trentino Alto Adige, voi sapete che c'è uno sbarramento nazionale del 4% per andare alla Camera. In Trentino Alto Adige la Volkspartei entra in Parlamento anche senza il 4% nazionale perché ha un forte seguito a livello regionale. Qua in Sicilia noi abbiamo un partito regionale che ha un forte seguito a livello regionale, che non nomino perché siamo in campagna elettorale, non chiedetemi qual è perché non ve lo dico tanto perché siamo in campagna elettorale, appunto. Comunque c'è un partito regionale, dico, che ha un forte seguito nella regione, che però non può esprimere una deputazione da solo se non collegandosi a livello nazionale. Ora anche questo significa legare le classi dirigenti a Roma, impedire ai partiti regionali di svilupparsi. E sto per concludere, l'ultima considerazione, 2 minuti soli. Io credo nella specialità, perché credo nella peculiarità culturale della Sicilia, perché credo che lo statuto regionale siciliano è nato da un accordo fra 2 poteri costituenti. Il potere costituente, anche in quella sorta di rivoluzione separatista che si stava innestando, è lo Stato. È stato fatto un accordo, i siciliani hanno deposto le armi proprio in ragione di quell'autonomia. Io dico pacta sunt servanda, quindi quel testo per me è intangibile. Grazie. Allora, anche con una certa forma di passionalità,